Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Siamo qui, è venerdì, per l'esattezza venerdì 10 settembre, ogni tanto perdo la cognizione del tempo, non mi ricordo in che data siamo, mi ricordo però il giorno e me lo ricordo anche perché siamo arrivati al giorno della diretta e il giorno delle pulizie radiestesiche. A questo proposito annuncio che il Marietto e io abbiamo messo a punto una procedura di riallineamento e riequilibrio apposita per le vaccinazioni. Abbiamo insomma approfondito un po' tutta la situazione che riguarda gli aspetti, come dire, energetici chiaramente, perché non abbiamo nessuna pretesa di intervenire sul piano fisico in modo diretto, ma sempre per il tramite dei corpi sottili. Sappiate che a livello occulto tutto viene prima manifestato in forma energetica, dunque è su quel piano, su quel livello che andiamo ad apportare i riequilibri e i riequilibri che possono appunto servire a seguito delle vaccinazioni, anche perché questa in particolare, quest'ultima tipologia di vaccinazione impiega una nuova tecnologia, dunque gli eventuali episodi avversi legati anche appunto alla lavorazione tramite RNA che può interagire e modificare il DNA, insomma diciamo che questo ci ha posto di fronte appunto interventi di riequilibrio più mirati. Dunque non sto lì a dire quanti e quali punti tocchiamo, anche perché dietro questo discorso c'è tutto uno studio, un lavoro, però vi dico che sono aperte dunque le adesioni per quanti volessero partecipare o comunque per quanti desiderassero usufruire di questo riequilibrio che abbiamo contenuto come prezzo. Diciamo che chiediamo 20 € per questo trattamento che viene peraltro portato avanti per un mese. Bene, detto questo, vi ricordo comunque che ovviamente il venerdì è anche per i protocolli di riequilibrio che normalmente annunciamo per il venerdì. Dunque, quanti fossero interessati comunque a un trattamento mirato, sono assolutamente invitati a contattarci in privato. Sempre in privato ricevo per consulti professionali, dunque un consulto con me ha un costo di 20 € e la durata di 45 minuti. Dunque se volete un tempo dedicato a voi, un approfondimento, se volete porre delle domande e dunque non c'è un limite di domande né sul numero né sul tipo, tutto quello che riusciamo appunto a elaborare e esaminare in 45 minuti, ovviamente senza pressioni, devo essere non spremuta in 45 minuti solo perché non do un limite di domande, ma sicuramente ecco, in armonia con uno scambio, penso per quanti hanno già usufruito di un consulto che sia un tempo comunque che scorre piacevolmente. Detto questo, ricordo tutti, mentre ancora aspetto che si colleghino delle persone, che vengano scritte le domande, prima di cominciare a salutare, ricordo a tutti comunque che siamo online con il sito www.ilcapitano.altervista.org, un sito che ormai da anni divulga gratuitamente la radionica, un sito che si prepone e si propone di distribuire e di trasmettere questa materia che anni fa era appannaggio di pochi ed era assolutamente tutta tenuta a pagamento, segreta, quasi quasi era di nicchia. E togliamo pure il quasi quasi, era una disciplina di nicchia, ma ha un'origine antichissima. Dunque, sicuramente il Marietto Veneziano ha divulgato moltissimi circuiti che appunto appartengono alla tradizione radionica, li ha migliorati con alcuni interventi che permettono ai
ai circuiti di non saturarsi di energie e le energie delle persone su cui i circuiti lavorano e di anche qui non, tramite appunto i suoi miglioramenti non è più necessario orientare il circuito e soprattutto si può cambiare il testimone senza dover ristampare il circuito, eccetera. Dunque, diciamo che sicuramente ha portato notevoli modifiche a beneficio di molti. L'unico modo in cui non avete risultati con i circuiti è quando non li adoperate. Dunque, prima o dopo, lavorando sui corpi sottili, miglioreranno con l'influsso delle onde di forma molte e svariate direzioni della vostra vita. Dunque sul sito trovate tantissime dispense totalmente gratuite. Sempre sul sito, la sezione shop, trovate i nostri servizi a pagamento. Bene, direi a questo punto di cominciare con i saluti. Comincio da Veronica, buonasera. Buonasera Pierluca, buonasera Chiara, buonasera Michelle. Oh, bentornata, bentrovata Michelle. Buonasera Iari, buonasera Michela. No, la diretta è iniziata alle 21:30, sul mio canale alle 21:30, mentre sul canale YouTube del Marietto Veneziano, che è il mercoledì, è il giorno delle dirette del Marietto, è alle 21. Buonasera Rita, buonasera Martina. Marina, chiedo scusa, ho messo una T di troppo. Buonasera Marina, buonasera Federica, buonasera Cristina, buonasera Gigio, Luigi, ok, buonasera Patrizia, buonasera Roberta, buonasera Rosalba, buonasera Tiziana, buonasera Pangea, buonasera Marietto, buonasera Giusi. Allora, vi ricordo, molti già lo sanno, ma alcuni no. Dunque vi ricordo che nella domanda è necessario che indichiate il vostro nome, la vostra data di nascita. La domanda deve essere formulata in modo chiaro, dunque una domanda mirata, niente cose generiche e eventualmente se la vostra domanda riguarda anche qualche altra persona coinvolta nella questione, è necessario che mettiate il nome e la data di nascita anche dell'altra persona. Ovviamente perché siete tanti, si saltella da una scia vibratoria a un'altra, dunque più dettagli indicherete e più le risposte potranno essere attendibili. Benissimo, cominciamo dalla prima domanda. Veronica, buonasera, vorrei sapere se riuscirò a trovare un lavoro a breve. Sono ferma da parecchi mesi, 27 gennaio 79. Benissimo, ok, brava, tutte le indicazioni necessarie sono state date. Brava Veronica, comincio subito con la risposta al tuo quesito. Interroghiamo le sibille per Veronica e il lavoro, 27 gennaio 79. Stai quasi per raggiungere un grado di abbandono, quasi come se stessi perdendo totalmente la fiducia e le speranze e soprattutto penso che ci siano dei rimpianti, legati ad alcune scelte. Vediamo un pochettino però cosa dicono più che altro per il prossimo periodo. Voi sapete che nelle stese comunque parlo anche sempre della situazione precedente, il momento attuale e la situazione che le sibille inquadrano come del passato, ma che influenza il momento attuale rispetto alla vostra domanda. Dunque abbiamo qui la possibilità o che ci sia stato un allontanamento, o magari anche proprio una scelta volontaria di allontanarsi o di cambiare, forse perché la situazione insomma era un po', aveva tolto la serenità, si è magari trovata un'occasione che poi si è rivelata invece peggiore della precedente. Qui vedete che ci sono proprio grosse perdite economiche e un'interruzione improvvisa. Dunque è chiaro che la situazione del passato recente giustifica il taglio, ne rafforza anche il senso, cioè questa serie di rimpianti forse dati da una scelta fatta sulla scia di un entusiasmo momentaneo. Diciamo che al presente c'è la volontà, c'è l'intenzione e ti dirò di più,
c'è un colloquio che ti aspetta a breve, se non è un colloquio, è una prova, io non un concorso, un qualcosa che va fatta, come dire, tramite appunto un incontro con qualcuno, dal quale verrà qualcosa di molto buono. Okay, dunque è nella linea del presente, dunque cara Veronica, non servirà a molto, servirà soltanto di cominciare a guardarsi intorno, perché è possibile, addirittura proprio rivolgere l'attenzione nei confronti di ciò che ami fare. Dunque, non ti sto nemmeno invogliando ad accontentarti della prima occasione che passa, perché sembra proprio che invece le cose si muovano nei confronti di, ciò che ami. Dunque siamo qua, già nell'immediato e guarda che bello. Fedeltà, speranza, messaggero, dunque si aprono tutte cose nuove e di soddisfazione. Dunque, apertura per il futuro, con la buona possibilità anche di, sentirsi realizzati, proprio perché avrai la sensazione di fare qualcosa che finalmente risponde anche al tuo modo di essere, no, alle tue qualità. E sicuramente c'è la possibilità di nuove aperture. Dunque, sai, si tratta di entrare nella scia giusta. Una volta che trovi il filone giusto, una volta che incappi nella giusta opportunità, che comunque vedo essere qui nell'immediato, le cose cominceranno ad andare progressivamente meglio, ad aprire nuove porte e sempre più occasioni fortunate. Attenzione perché maldicenze, false informazioni, o persone che, tra loro ti daranno informazioni diverse, o chi ti dirà delle cose si rimangerà la parola data, diciamo che arriverà poi anche un momento dove è anche possibile che, le cose o comunque, il parere, la parola della gente magari avrà un peso e potrebbe essere anche la critica di qualcuno, magari qualcuno che scoprirai essere geloso di te perché da una situazione molto negativa ti rialzerai decisamente bene. Ora sarà anche che sei ferma da un po', però vedo che si tratta di tirare sulla testa, e andare con determinazione verso, la meta o un obiettivo, qualcosa che desideri fare. Dunque, secondo me, se ti metterai un po' in mostra e dunque se comincerai magari a muoverti negli ambienti o là dove sei interessata a, lavorare, riceverai un'offerta. Va bene? Benissimo, andiamo avanti. Abbiamo risposto a Veronica, ovviamente in bocca al lupo per tutto Veronica, ti auguro anche perché il lavoro è importante, ci proviene, ehm, ciò il sostentamento, ciò di cui abbiamo bisogno per il tramite anche del nostro impegno e ci dignifica sempre. Dunque, Michelle, buonasera cara Ilde, volevo sapere come andrà il mio primo esame universitario martedì. Allora in bocca al lupo e guardiamo subito, 19 ottobre 93. Sono contentissima che tu ti sia iscritta all'università e che tu faccia il primo esame, insomma. Allora, controlliamo per Michelle, 19 ottobre del 93. Vediamo come andrà l'esame. Ma guarda, io non so l'argomento dell'esame, magari potrebbe, potrebbe avere a che fare con, non so, i contratti, aspetti legali, burocratici per o marketing oppure, gestione aziendale, comunque sono ambiti interessanti dove si stringono accordi, si firmano contratti, dunque è un'indicazione comunque sempre benefica, di buon affare, di buona riuscita e allegria chiaramente un'altra indicazione. Vediamo ovviamente dalla connotazione positiva, vediamo comunque cosa ci raccontano le sibille. Allora, premesso che già il taglio dava una, buona indicazione, dunque sappiamo che,
riuscirai. Vediamo però un pochino l'excursus raccontato dalle nostre amate sibille. Di sicuro c'è stato un momento dove, riprendere oppure metterti a studiare non è stato semplice, probabilmente è stato anche criticato da qualcuno, ma, non importa, sebbene in qualche modo ti abbia un pochettino bloccato, oppure si può dire, che più che qualcuno che abbia fatto veramente o detto qualcosa che, possa averti in qualche modo inibito, c'è più che altro una situazione che in passato ha ostacolato in modo pesante, il discorso di studio e di università. Dunque, nonostante fosse una tua ambizione, un tuo desiderio, hai dovuto in qualche modo fermarti e in questo sembra comunque essere coinvolta una persona, un uomo, tra i 30 e i 40 anni, comunque un uomo non giovanissimo, ma non troppo maturo, cioè non grande. Comunque qualcosa o ti ha incoraggiato a partire dopo un lungo fermo, oppure magari è questa persona la causa del fermo, okay? Comunque qui c'è la ripresa, l'inizio, l'avvio. Allora, tra l'altro è proprio qualcosa che ami fare. È un corso di studi, premesso che non so cosa tu abbia scelto, ma è un corso di studi che proprio ti appassiona e amavi già l'idea di fare questo percorso di studi e finalmente dopo lunghe attese e difficoltà hai potuto cominciare. Dunque diciamo che a me sembra proprio che le premesse siano ottime, anche la costanza comunque è una carta di successo, di riuscita e dunque è possibile che tra l'altro il colloquio che dovresti tenere con un professore non troppo anziano, non troppo giovane, veramente una persona valida, preparata, dall'atteggiamento quasi nobile, no, dunque c'è, una persona molto valida e che ha saputo anche trasmettere, in qualche modo, coinvolgerti nell'appassionarti agli studi ed è secondo me positivo, ti darai molto da fare. In qualche modo vedi, cioè per quanto riguarda appunto l'esame, vedo che, c'è questa viene fatto. Dunque, ehm, questo è il momento in cui si incontra qualcuno, si va, in un luogo, dunque è anche, una carta di buone notizie. Allora, è possibile comunque che, questa prova sarà un po' ambigua, nel senso che sì, tu probabilmente, hai studiato, ti sei data da fare, ma, il tipo di esame potrà sorprenderti. Magari non ti aspettavi determinate domande o alcune delle cose richieste non sembreranno chiare o magari sarai un po' confusa, Questo potrebbe indicare che è un'opportunità che spetterà a te cogliere anche sulla base, diciamo così, di un'eventuale emotività. Cioè non vedo, come dire, una cosa negativa, però vedo che potrebbe, portarti ansia, un po' di tormento l'idea di questo esame, dunque magari proprio all'ultimo comincerai ad essere più agitata e magari a pensare che forse è il caso di rimandare. Vediamo però cosa dice l'esito. Allora, beh, ehm, secondo me si tratta di superare un pochettino certe ansie, certi tormenti, perché ci saranno dei momenti in cui, ti sembrerà di non essere preparata a sufficienza o, penserai di non ricordare più nulla, a momenti in cui invece, non vedrai l'ora di affrontare questa cosa. Comunque, l'esito, lascia ben sperare, nonostante la carta del ladro, insomma, sia un po' così, che magari, certe cose ti prenderanno un po' in contropiede. Nonostante ciò, la carta della speranza e il taglio fanno pensare che, bene o male, questo esame verrà superato,
Si tratterà secondo me di rompere il ghiaccio con gli esami universitari. Comunque dovrebbe andar bene, Michelle. Andiamo alla prossima domanda. Rita. Vediamo, intanto saluto anche le altre persone che si sono collegate. Buonasera Alex, buonasera Stella, buonasera Carla, buonasera Rossana, Tatiana, buonasera. Buonasera Emanuela, buonasera Michela. Hai visto che, hai visto che dalle civile l'avevo visto, Michelle? Dai, dai, su, coraggio, sei serena, che secondo me ti può impicciare più l'ansia che non l'esame in sé. Allora, andiamo un po' da Rita. 6 marzo 79. Come andrà in amore? Ecco Rita, magari se mettete un paio di dettagli in più, perché io molte cose riesco a vederle, ma certe situazioni, se per esempio sei single, se sei sposata, se sei separata, se stai frequentando cioè datemi qualche piccolo dettaglio, perché è importante, non tanto per me, per voi, per avere comunque una risposta ehm, il più attendibile possibile. Allora, vediamo un pochino. Dunque, non so se hai modo di integrare qualche informazione, altrimenti rispondo così. 6 marzo 79, Rita. Allora, beh, diciamo che il taglio è un po' particolare, potrebbe indicare che o hai o stai affrontando un periodo particolarmente duro di scontri o di discussioni che però hanno un margine per essere risanate, oppure potrebbe indicare una passione di quelle segrete e tormentate verso un dottore, un avvocato, qualcosa del genere, oppure che in un momento di difficoltà hai bisogno proprio che qualcuno ti dia una mano, ti aiuti, forse stai soffrendo segretamente da troppo tempo. Allora, vediamo un po'. Comunque, la carta del militare generalmente o sono relazioni segrete o sono guai. Vediamo un po'. Allora, cara. Okay, sono inquadrate più o meno tutte le carte. Dunque, è possibile, io sapete non la maggior parte di voi non l'ho mai sentita in privato, dunque, vi do sempre quelle che possono essere le interpretazioni più probabili delle stese. Dunque partiamo dalla linea del passato, dove appunto per Rita si vede che forse c'è stata una relazione anche piuttosto bella, gratificante e perché no, magari una relazione che è durata anche forse un po', è un fondo la carta della costanza, parla di tutto ciò che nel tempo insomma ci vede vittoriosi e dunque parla comunque di cose che si sviluppano nel tempo. E potrebbe essere stata vissuta questa relazione con un uomo leggermente più giovane di te, il quale però sembra essersi allontanato. Dunque abbiamo un qualcosa o che si è allontanato perché si è dovuto trasferire lontano, oppure ha avuto un figlio da un'altra persona. Cioè diciamo che ci sono delle indicazioni, che comunque, parlano di un allontanamento e forse anche, qualcosa che ha a che fare con luoghi lontani.
In questo momento la solitudine c'è, mh, e c'è anche forse qualche rimpianto legato magari a non aver colto delle opportunità che si sono presentate in passato, magari proprio legate a questa persona. I rimpianti sono legati anche al desiderio, no, di avere adesso qualcosa di nuovo, di più solido, di stabile, l'idea, il senso di famiglia. Però quello che vedo è che hai delle belle e solide amicizie, dunque comunque non sei cioè sei magari sola sentimentalmente, ma non sei una persona sola, anzi sei circondata da persone che comunque ti sostengono e con cui hai condiviso e condividi molto da lungo tempo, insomma una comitiva di amici di una vita. Ora, nel prossimo periodo quello che si vede è che sembra tornare all'attacco un ex. Dunque, molto probabilmente avrai, un incontro ravvicinato del terzo, del quarto, del quinto tipo, con una persona che hai già frequentato, oppure una persona che conosci da moltissimo tempo. Dunque nasce come flirt, nasce come corteggiamento, nasce come qualcosa di non troppo serio, anche perché, a dirla tutta, sembra che lui abbia comunque una figura accanto ed è una figura che, insomma, non è proprio, la donna più buona di questo pianeta. Dunque attenta, perché comunque questa persona sì, ti intrigherà, ti darà delle soddisfazioni, ma rischia di portare nella tua vita un fattore pericolo sconosciuto, nel senso che questa donna che è legata a questa persona non è appunto troppo tranquilla. Vediamo però l'esito. Vedi che qua parla di qualche relazione, clandestina, qualcosa di insomma che nasce così, no, di inaspettato, che ci fa sognare ma anche soffrire, nonostante tutto è qualcosa come se fosse, voluto dall'alto, dal destino, cioè qualcosa che insomma purtroppo doveva manifestarsi così. Comunque beh, non è male, insomma qualcosa si muove, non ti vedo sola nel prossimo periodo. Andiamo avanti. Allora, io ho visto scorrendo che Michela, che ha chiesto da quando era iniziata la diretta, ha poi posto una domanda. Allora, Michael 9 gennaio 98 e Dominique 24 ottobre 2002 vuole sapere se fra loro ci sarà la rottura. Allora, guardo perché praticamente ha perso l'opportunità di fare la domanda facendo un'altra domanda, ma mi sembra giusto, andando con ordine, avendo visto che ha posto la domanda, risponderle. Dunque, e non ditemi che ho saltato qualcuno, perché io vado sempre per ordine. Dunque, allora vediamo tra Michael e Dominique. Dominique. Vediamo. Qui si vedono tanto le tue aspettative, che insomma stai lì al varco ad aspettare qualche notizia. Mh. Allora, beh, devo dire che insomma, evidentemente il loro rapporto ha portato comunque all'inizio di un allontanamento progressivo e forse sempre più significativo, no, o di un raffreddamento, di problemi all'interno della vostra famiglia. Dunque, lui sembrava essere preso da tutt'altro, da se stesso, disinteressato e comunque devo dire anche che, visto che rispondiamo su loro 2,
comunque non è stato, come dire, me lo hanno portato via. Infatti vedo che qualcosa c'è e sono nate anche grosse rivalità, impunture d'orgoglio, competizioni, qualcosa che ha portato sofferenza. Ora deliranti, imeneo, disgrazia, costanza, comunque farebbe proprio presagire che il loro rapporto sia molto in discussione adesso, che abbiano parecchie svariate incomprensioni anche sul rapporto stesso e che insomma, ehm, è possibile insomma che, arrivi, ma proprio nell'imminente, un qualcosa di pesante, una rottura, Dunque, qualcosa si vede e dunque, di conseguenza, è possibile che questa notizia porti un riappacificamento, e di nuovo la nascita di armonia fra voi. È chiaro che io sto rispondendo su di loro, ma lo faccio nei tuoi confronti, nel senso che la prospettiva da cui guardiamo comunque è la tua e effettivamente è possibile, non so dirti esattamente i tempi, però è nella linea del presente. Dunque, a meno che questa indicazione, al presente non stia a dire che avete delle discussioni su questo legame, è possibile proprio che stiano dicendo che fra loro la cosa non è che vada poi così bene come magari è sembrato in passato. Dunque come esito vedi? Morte e fedeltà, cioè la fine della relazione, del rapporto e, chiaramente anche il fatto che ci sia comunque il tuo bisogno di capire, conoscere la cosa e anche che tu non sia d'accordo, non li sostenga, questo si vede chiaramente. Ehm Alcune delle carte presenti però parlano o possono parlare di interferenze occulte. Io non so se quelle persone, usino ricorrere a certe metodologie, non mi sento di escluderlo per quelle che sono le dinamiche di questa stesa, va bene? Però, senza per forza volerci vedere un intervento, perché sembra, ecco, la cartomante che fa la ritualista e vede un'operazione. Chi mi conosce sa che io raramente mi spingo in questa direzione, anzi tendo sempre a dire: "Ma no". Però qui non è che lo escluderei del tutto. O che tu debba intervenire in quel modo o che sia stato già fatto qualcosa di quella natura. Comunque io penso che fra loro non sia più tutto così armonioso come magari ai tempi in cui te lo hanno portato via. Allora, vediamo un pochino la prossima domanda che è di allora, a Rita abbiamo risposto o no? Sì, a Rita ho risposto. Marina: "Ritroverò la mia salute psichica". Marina, tu sai benissimo cosa dovresti fare per ritrovarla. E una volta per tutte anche. Non che chiudi la porta e tieni aperta la finestra, capisci? Comunque guardiamo, certo Marina che lo guardiamo. Allora, 8 marzo del '70. Mh. Allora, qui già il taglio preannuncia che l'impegnarti in questa cosa porterà sicuramente movimento, porterà novità e forse anche l'arrivo di qualcuno nuovo nella tua vita. Vediamo un po'. Allora,
Guarda qua. Tu questo sai benissimo cosa vuol dire, vero? Sai bene che magari hai lottato e ti sei sentita anche di lottare contro qualcosa di, impossibile da battere. Dunque come se in fondo lottassi ben sapendo di aver pochi strumenti per vincere la guerra, figuriamoci, cioè la battaglia, figuriamoci la guerra. Dunque, forse a malincuore, anche rimpiangendo un po' il tempo perso o quello che pensi avresti ancora potuto fare e non fatto, insomma c'è tutta una serie di lotte interiori che non escludo portino anche a, qualcosa di simile a quella prostrazione di rassegnazione profonda, no, di resa totale, di impotenza di fronte a questo sentimento che ti fa così soffrire. Comunque c'è qualcosa che si deve essere comunque chiuso o che era necessario chiudere, perché fa male incontrare questa persona per te nella tua vita. Guarda, io continuo a vedere, come ti ho già detto in passato, qualcosa di bello arrivare per te. C'è il Gran Signore qui. Molla 'sto personaggio ambiguo del tuo passato, al quale ti sei aggrappata, ma che proprio non ha, per nulla contribuito al tuo benessere. Lascialo perdere, veramente. Soffri una volta ben fatta e basta, volta pagina, perché guarda che arriverà quasi inaspettatamente quest'uomo. Ed è già nel presente, dunque, basta che apri di nuovo gli occhi che hai chiuso, perché per non vedere prima non hai più visto niente. Dunque, guarda che è qui, questo gran signore, questo è l'uomo giusto. Permettigli di entrare nella tua vita, perché viene da fuori, non è del posto, deve essere qualcuno o che ha origini fuori dalla regione dove stai tu, ma che magari per lavoro sta lì, oppure è proprio, uno straniero, ma è qualcuno valido, qualcuno che merita. E se tu lo lascerai che si introduca, lo farà, però chiaramente inizierà un po' così. Non è che ti voglio dire, pur essendo l'uomo giusto, non è che si presenta come il cavaliere senza macchia, senza paura, probabilmente deve averci un legame e, nasce un po' come flirt, ma sarà una grande passione questa cosa qui. E secondo me, con deliranti, falsità, amatrice, mhmm, sicuramente ci sarà qualcosa che un pochino, legata a questa figura del passato spesso ti farà tentennare sul da farsi, forse perché alcune delle dinamiche con questa persona nuova, somiglieranno un po' alla situazione precedente e dunque tu sarai un po' sul chi va là e sarà anche un bene per te, perché alla fine questa persona si rivelerà comunque, con le sue qualità, ma un incontro valido. Attenta, qui non stiamo parlando di una persona, di un uomo, come dire, di primo pelo, stiamo parlando di un uomo che sa il fatto suo, un uomo affermato, ambito, carismatico e che comunque 2 conti se li fa. Dunque se considererà di frequentarti, allora è qualcuno che, ha visto una buona ragione per farlo. Allora, cosa ti posso dire qui? Amore, donna maritata, vecchia signora domestico. Allora, qui c'è la possibilità di conoscere, incontrare qualcuno che veramente ci faccia battere il cuore, qualcosa di nuovo anche all'improvviso, però se io ti vedo un po' opporre qualche resistenza, come se facessi fatica a
lasciare andare una vecchia storia con un ragazzo più giovane. Dunque la possibilità c'è, e il fatto è che a volte tu pensi che perseverando con questa persona potrai essere finalmente felice. Invece, purtroppo tu dirai: "Ma cosa c'entra tutto questo con la domanda che ti ho fatto sulla mia salute mentale?" E io ti dirò: la tua salute mentale è stata compromessa da questa situazione che era impossibile da gestire e che pur con tutti i tentativi e con tutto l'impegno che hai messo non è mai stato possibile gestire, e che dunque dovresti saggiamente lasciare andare e scegliere qualcos'altro, scegliere intanto te stessa, e di porti al di sopra di tutto fare aria nuova, nuovo, porta dentro il nuovo. Okay, svagati e andrà meglio. Avanti. Facciamo l'altra domanda. Dunque, a Michele ho risposto, Michele ho risposto, Rita ho risposto, Martina ho risposto, Federica, 18 novembre 87. Prima di rispondere però a te Federica, vediamo se non voglio fare la maleducata, voglio salutare anche le Roberta, Monica e ringraziare Michela per quello che ha scritto, grazie. Allora, torniamo a Federica, 18 novembre 87. Vorrei sapere se Daniele, 15 aprile 78, è innamorato di me. Grazie mille, siamo entrambi impegnati. Ok, va bene. Dunque, vediamo Daniele, 15 aprile 78. Ho sorriso perché meno male che me l'hai detto, perché magari avrei visto un po' di movimento, invece così mi chiarisci subito in che modo posso andar dritto a interpretare. Allora, 18 novembre 87 Federica e Daniele, 15 aprile 78. Vediamo cosa prova Daniele per Federica. Grazie. Allora, dunque, direi che tanto per cominciare scusate, sono riuscita ad autoaffogarmi con la mia saliva, bellissimo. Il bello della diretta. Allora, conversazione giovane fanciulla. Diciamo che sembra proprio che, tra voi ci sia un clima di serenità, e probabilmente non so per quale ragione vi incontrate o vi riunite spesso. O frequentate una cerchia di amicizie simili o addirittura le stesse amicizie, dunque vi incontrate così, oppure magari per lavoro, c'è un gruppo di persone. Comunque è chiaro che c'è molta serenità, andate molto d'accordo, c'è una bella comunicazione e chiaramente forse potrebbe anche dire che insomma è così che è nato questo interesse e coinvolgimento. Allora, bevo un goccetto. Eccomi qua. Allora, beh, il contesto il contesto sembra essere lavorativo o giù di lì, quantomeno nel passato. Se non è lavorativo, di studi, comunque sono carte che parlano di ambienti di questo tipo, dove nasce appunto quest'interesse, questa cosa, dove magari, all'inizio non è stato detto tutto, tutti e 2 nascondevate qualcosa, ma la situazione ha colpito entrambi. Forse lui, devo dire che è quello un po' più quello che è sembrato un po' più audace,
Comunque che ci sia un rapporto per entrambi, beh, qua c'è intanto lui ha proprio un legame di lungo corso, probabilmente proprio sposato, perché c'è la donna maritata, dunque compare la moglie. E questo lo fa tentennare, perché il pensiero e la preoccupazione corre anche in quella direzione. Non è che voglio dire che lui prima di te sia stato uno stinco di santo, questo no. Però probabilmente, questa volta qualcosa gli dà pensiero. Stiamo comunque rispondendo nei tuoi confronti, dunque di sicuro il suo pensiero corre spesso verso di te e vedo che viene alimentata moltissimo con messaggi, telefonate, scambi, dunque c'è, molte cose, cioè vi state intrigando moltissimo anche, mantenendo vivo, no, ehm, questo che nasce come un corteggiamento e che si sta spingendo molto di più in là e forse siete già andati molto oltre. Comunque sembra che, ehm, a un certo punto, forse proprio nel momento in cui l'affiatamento sembrerà molto intenso, qui lo vedo che lui comincia a farsi lo scrupolo di fare la cosa giusta del matrimonio e qua e là. È sicuramente molto coinvolto, sull'innamoramento, però, ehm, diciamo che vuole anche darti una mano, ma c'è comunque il rischio che vi tengano d'occhio, dunque probabilmente il vostro crescente coinvolgimento vi sfuggirà di mano e non vi accorgerete che gli altri stanno accorgendo. Dunque, comunque occhi aperti perché, è interessante la cosa, non sono certa al 100% che valga la pena di mettere a rischio tutto per questa cosa, perché lui sembra innamorato. Però non so quanto si fidi di te, okay, forse gli manca un po' di fiducia, forse perché la fiducia gli manca perché è possibile che si coinvolga, ma non sapendo bene che pesci prendere e che percorso avrà questa cosa, potrebbe anche valutare mhmm, se sarà in grado di mantenere la cosa così o se magari, diventerai più pressante e vorrai di più. E dunque, qui io ancora non vedo, qualcosa che cioè un sentimento, più nobile, okay, però che ci sia una forte attrazione, che lui sia più grande, che magari a piacerti ed attrarti sia anche questo, così come a lui piace il fatto che tu sia più giovane, questo è fuori discussione. Che lui sia ben felice di darti una mano, anche questo è fuori discussione, perché comunque così in qualche modo ha la scusa di starti vicino, però diciamo che, ti osserva perché vuole capire se può fidarsi o meno, forse attenti perché potreste essere dei sorvegliati speciali in un futuro, dunque magari anche lui vive questa circospezione, però ecco, l'innamoramento sì, in questo momento qualcosa c'è, ma magari vediamo poi in futuro quello che succederà. Allora, io vi ricordo che essendo venerdì e tra l'altro abbiamo aggiunto un pezzo in più al protocollo e dunque il lavoro durerà un pochino di più, almeno per quanti avranno aderito, per quanti decideranno di aderire, ricordo che appunto facciamo, in aggiunta, ovviamente su richiesta ai protocolli di riequilibrio, che facciamo già normalmente per riallineare le energie sottili, i vari sistemi corporei, il mondo dei pensieri con l'intromissione di eventuali forze, entità e cose occulte nella nostra vita. Dunque, a parte tutti i riequilibri che andiamo ad apportare, per chi lo ha richiesto, o per chi comunque magari
vuole proprio solo quell'aspetto lì, facciamo anche i riequilibri, per le vaccinazioni, l'attuale vaccino e gli eventuali effetti avversi e indesiderati. Ricordo che ovviamente si lavora su un piano energetico. Bene, detto questo, per quanti volessero comunque un consulto privato con me, potete contattarmi al 347 8702 622, 20 € 45 minuti. Diversamente vi rinnovo l'invito, ci si rivedrà lunedì alle 21:30 sempre qui su questo canale YouTube, mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano e ancora il venerdì sempre alle 21:30 qui su questo canale YouTube. Auguro a tutti un buonissimo proseguimento, vi ringrazio per la vostra compagnia, ci rivediamo presto e grazie sempre.